Generale Pappalardo, l'associazione Scudo dei Carabinieri si fonda insieme a Fede Contribuenti proprio per aiutare i cittadini a combattere le mafie e l'insicurezza. Sì, è un grande compito. Il nostro, voi pensate un po', due energie così meravigliose come gli imprenditori che sul territorio producono ricchezza e i carabinieri che sul territorio producono sicurezza si mettono insieme e vanno a cercare quello che deve essere il momento più esaltante di questo connubio, quello di dare al cittadino risposte concrete per far sì che il cittadino lavori operosamente, diligentemente e serenamente con tutti i suoi familiari e che nessuno, dopo questo nostro discorso di attenzione verso le problematiche di cittadini, nessuno si deve permettere un domani di poter attentare a quelli che sono i valori fondamentali, ai beni materiali e morali dei cittadini. Generale, il nord-est si sa è un piatto goloso per quanto riguarda le mafie. Riuscirà quindi questa nuova fusione a tenere le antenne attive contro i vari tentativi delle mafie di radicarsi nel territorio? Ma guardate, le mafie quando cominciano a capire che gli imprenditori non sono più soli, ma i carabinieri si sono messi con loro, cominciano in qualche modo a preoccuparsi, capiscono che c'è qualcosa che sta cambiando nel territorio. Imprenditori e carabinieri insieme per dire no a qualsiasi tipo di delinquenza, cominciando dalle mafie. Per esempio, un problema di cui noi ci occuperemo sarà il problema delle ecomafie, queste mafie che non sapendo come guadagnare soldi, prima la droga, la prostituzione, adesso si stanno buttando sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, aiutati ovviamente da alcuni amministratori regionali e comunali che rubano insieme a loro sulle immondizie, ovviamente favoriti da questi meccanismi perversi. Loro stanno cercando di infiltrarsi e di fare tanti illeciti profitti. Noi cosa stiamo preparando? Un disegno di legge che tolga alle regioni e ai comuni, che sono diventati degli enti amministrativi molto pericolosi perché si mettono i soldi in tasca e poi compensano ai cittadini, di nominare un commissario straordinario nazionale per la lotta contro ecomafie che avrà tutto il potere di controllare come vengono smaltiti i rifiuti dalle regioni, dai comuni eccetera. Voi vi immaginate improvvisamente arriva il commissario con i suoi ispettori, vede un comune sporco, acchiappa il sindaco per le orecchie: ma tu che fai? Non provvedi a pulire il territorio? È un discorso estremamente interessante.